Ieri mattina, presso il centro Valanghe di Arabba, in provincia di Belluno, si è tenuto un briefing tra Regione e ARPAV, a cui hanno partecipato anche esponenti dei Carabinieri, Forestali, Esercito e Vigili del Fuoco, dedicato alle previsioni meteo. L'assessore all'ambiente e protezione civile Bottacin ha affermato che la Regione sta compiendo importanti investimenti sulla prevenzione e sulla previsione. Su quest'ultima si stanno mettendo a punto una serie di strumenti per migliorare l'attendibilità delle previsioni. Questo permetterebbe di informare al meglio la popolazione in modo che le conseguenze di eventuali eventi calamitosi possano essere di portata inferiore. Diventa necessario un lavoro in sinergia tra il centro funzionale decentrato che trova sede presso la Protezione Civile regionale e le sedi operative di ARPAV, di Arabba e Teolo. L'assessore ha ricordato che i sistemi di previsione meteo in Veneto sono tra i più evoluti e si stanno mettendo a punto previsioni idrauliche che permetteranno di capire dove un fiume potrebbe esondare, permettendo di effettuare scelte anche per eventuali evacuazioni. Il tutto per dare maggior sicurezza ai cittadini. Le previsioni hanno infatti un valore strategico, ma la gestione di tutta la catena è importante. La Regione ha un ruolo fondamentale negli aspetti previsionali ed è quindi il riferimento principale per chiunque si occupi di emergenza. Il sistema della Protezione Civile del Veneto ha dato una lezione anche rispetto agli aspetti della previsione. È stato un piacere presentare le nostre attività, ha concluso Bottacci, anche ad altre realtà che seguono il territorio. Ogni contributo e collaborazione sono infatti preziosi per continuare ad elevare gli standard di sicurezza.